Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci ancora insieme, supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, e questa volta andiamo a cercare di capire cosa sta succedendo nella regione del Veneto. Un andamento verso una età sempre più longeva, una regione quindi che invecchia, ma come, in che termini, quali sono poi le dinamiche sottese, quali sono le problematiche emergenti, tante volte ne abbiamo parlato. Però si cerca, almeno la politica affronta il qui e ora, il presente, non guarda un po' oltre, e invece bisogna assolutamente, ed è necessario in una regione che invecchia in proiezione, prendere dei provvedimenti che vadano un po' al di là, altrimenti ci saranno grossi problemi. Per parlare di questo, lo SPI-CGIL, e qui abbiamo il piacere di avere Ugo Aggiollo, segretario della segreteria SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Supportato dalla dottoressa Chiara Gargiulo, ricercatrice dell'IRES Veneto, grazie anche a lei dottoressa. Grazie. Ecco, lo SPI-CGIL ha condotto in collaborazione ovviamente con l'IRES una ricerca che è stata presentata già a un congresso, una ricerca molto interessante proprio sull'andamento dell'evoluzione quindi della popolazione in questa regione e soprattutto l'analisi dell'invecchiamento. Per parlarcene la dottoressa naturalmente, però eccola qua, Veneto è una regione che invecchia, ai noi, vero segretario? Ai noi, ma già lo si sapeva, però lo si intuiva. Ai noi direi di no, noi pensiamo che il fatto che ci sia una maggiore longevità è sicuramente un fatto di per sé positivo. In 100 anni le persone vivono 20-30 anni in più e questo è sicuramente un fatto positivo. Il problema, casomai, sono altri due. Uno, il fatto che poi, come vedremo dalla ricerca, c'è una denatalità nel nostro territorio così come nel resto d'Italia, e quindi abbiamo sempre di più un numero di anziani che aumenta mentre i giovani diminuiscono, e dall'altro il fatto che le politiche che oggi vi sono in campo secondo noi non aiutano né gli anziani, non danno risposte rispetto appunto a una popolazione che sta diventando più anziana, né rispetto alle famiglie e ai giovani. E questo evidentemente è un problema serio che poi ci porta, lo vedremo dopo, ad avere un fenomeno per cui la popolazione della nostra regione sta diminuendo ormai da 10 anni circa, e in prospettiva diminuirà ancora di più. Infatti io non volevo dire purtroppo nel senso che invecchia, ma purtroppo non ci sono giovani che controbilanciano l'invecchiamento, perché poi sappiamo benissimo il sistema anche pensionistico come funziona, per cui la questione è questa, e poi più persone diventano anziane, più bisogno di sanità e di sociale c'è, e questo non viene fatto da altri pensionati a parti volontari, su cui però non si può speculare, ma da persone in età lavorativa, no? E possibilmente giovani. Assolutamente sì, questo è uno dei problemi che noi abbiamo di fronte, nel senso che è evidente che noi rivendichiamo ci siano servizi quali sanità, sociosanitario, servizi sociali e via di seguito, però altrettanto è evidente che per averli ed averli di qualità ci devono essere delle entrate e quindi degli investimenti su questi servizi che sono date sostanzialmente dal fatto della produzione, e cioè da parte di chi in questa regione, così come nel resto del paese e del mondo, produce e quindi è in grado di poi anche avere un reddito. Ce l'hanno anche naturalmente i pensionati e contribuiscono in maniera forte anche loro, però dicevo questo è il dato principale. Quello che diceva lei è assolutamente vero, e cioè che quello che abbiamo di fronte è invece una regione che da questo punto di vista sta declinando. Infatti. Dottoressa, allora, questa ricerca è stata fatta come, dove sono stati estrapolati questi dati, un po' ci inizi a far comprendere le dinamiche che ne sono emerse? Certo, allora, l'idea della ricerca, la ricerca nasce proprio con l'idea di dare una fotografia demografica della regione, cercando di mettere in luce le dinamiche, gli andamenti e le differenze territoriali tra le province, tra i comuni, eccetera.
e dare una fotografia demografica della regione sia guardando un po' a quello che è stata l'evoluzione degli ultimi decenni, che è il punto di partenza, diciamo, per comprendere cosa è successo e dove ci troviamo, e sia nel tentativo di spostarci in avanti e guardare da qui al prossimo ventennio cosa ci possiamo aspettare accada. I dati utilizzati sono tutti dati Istat, quindi sono dati pubblici, sono quindi dati avete ufficiali. tratto da dati ufficiali, insomma. Sì, sono pubblicati con cadenza regolare a livello comunale, quindi sono tutti dati appunto noti e ufficiali. Dopodiché il tentativo che abbiamo fatto noi appunto è stato quello di spostarci e di proiettare in avanti le dinamiche demografiche. Anche queste sono cose che fa l'Istat, con delle metodologie particolari e spiegate dettagliatamente. Noi abbiamo cercato di farlo appunto a livello anche comunale e soffermandoci appunto sugli andamenti e su come potranno evolvere queste dinamiche nei prossimi 20 anni. E ci serve perché appunto ci dà un'idea, se non nel numero, nel valore assoluto preciso che viene fuori, ci dà un'idea di trend che è difficile che venga invertita in un intervallo temporale che è medio-breve in demografia. 20 anni sono un attimo. Sì, anche la pandemia intervenuta non ha cambiato i trend, tra l'altro, no? Che si pensava potesse inclinare. Allora, l'evoluzione, io direi di vedere già la prima slide in cui indica che cosa? Sì, nella prima slide, almeno nella prima parte della ricerca, abbiamo cercato di dare appunto una fotografia di come è evoluta la popolazione nel Veneto e nelle sue diverse province. Vediamo che quindi per ambiti territoriali avete fatto provincia Treviso, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Belluno, però c'è una netta distinzione, diciamo, tra le prime 4 province e le ultime 3. Esatto. Eccola qua. Diciamo che tendenzialmente l'andamento del Veneto è stato in crescita fino più o meno al 2014, 2013-2014, dopodiché ha iniziato a diminuire perdendo circa lo 0,1% di popolazione all'anno. Dopodiché vediamo 3 blocchi di province essenzialmente, cioè c'è tutta la parte, le province diciamo anche più numerose del Veneto, che sono quelle che ha citato all'inizio, e che seguono grosso modo l'andamento della regione, quindi un aumento importante nel primo decennio, diciamo, degli anni 2000, che vedremo è stato spinto soprattutto in realtà dai forti movimenti migratori in entrata, perché i saldi naturali invece della popolazione non erano così alti da far aumentare la popolazione con questa velocità, mentre c'è un secondo blocco di province che sono Belluno e Rovigo, che in realtà già negli ultimi decenni hanno sperimentato un forte spopolamento. Venezia si colloca un po' a metà, diciamo, tra questi due andamenti. Non brilla però. No, ma Venezia come città metropolitana? Provincia. Sì, Città metropolitana, ok. Sì, perché appunto, perché fosse centro storico, uno dice vabbè, però città metropolitana fa riflettere un po', no, segretario? Lei che si è occupato anche della Camera del Lavoro, quindi. Sì, questo è un trend che conosciamo. Purtroppo Venezia, come abbiamo detto in tante altre occasioni, è una provincia, uso il termine provincia anche se quello corretto è di città metropolitana, ma forse è più facile comprenderlo con la definizione di provincia, ha situazioni che sempre di più portano a una stagnazione dal punto di vista della popolazione. C'è una forte diminuzione nella cosiddetta città d'acqua, ma in realtà ci sono anche altri territori che sono in diminuzione e territori in espansione ce ne sono francamente pochi dal punto di vista appunto della popolazione. Come diceva la dottoressa Gargiulo, in realtà quello che vediamo è appunto Venezia in una stagnazione, Belluno e Rovigo che non riescono ad avere una inversione rispetto a un trend che sta andando avanti appunto da decine d'anni, con zone che continuano a spopolarsi e ad avere sempre minore, diciamo, popolazione e quindi anche
Poi arriveremo anche a questo e poi quelle che sono le province del centro Veneto, da Verona, Vicenza, Padova e Treviso, che in realtà hanno avuto un forte incremento, ma che adesso appunto da 10 anni stanno segnando il passo, se non avendo una diminuzione. Lei parlava di appeal e questo è uno dei temi che in qualche maniera abbiamo affrontato e vorremmo anche affrontare, perché si discute sempre molto di immigrazione, però il problema è che il Veneto sta patendo anche una situazione di migrazione verso altre regioni e verso l'estero. La migrazione qualificata noi abbiamo, l'emigrazione qualificata. Abbiamo l'emigrazione qualificata, ma non solo. Vorrei dire che perdiamo in tante occasioni, dopo aver investito giovani che hanno acquisito una cultura notevole verso altri territori, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e via di seguito, ma perdiamo anche giovani in quanto tale, che semplicemente prendono e se ne vanno all'estero o vanno in altre regioni, l'Emilia Romagna o la Lombardia. Quindi evidentemente c'è un problema di cui dovremmo farci carico anche in questo caso. Assolutamente sì. Vediamo anche la slide successiva, perché qui vediamo una distinzione che avete presentato: montagna, collina, pianura. E poi città, piccole città, sobborghi, zone rurali. Ce la spieghi un attimo? Quindi zona altimetrica e l'altro invece la zona di urbanizzazione praticamente. Sì, diciamo che uno dei focus appunto della ricerca era quella di mettere in evidenza le differenze territoriali sia a livello appunto di comuni, province, sia di caratteristiche del territorio. E abbiamo visto che in effetti, considerando queste due caratteristiche, la zona altimetrica e il grado di urbanizzazione, vediamo delle differenze importanti all'interno del Veneto. Guardando solo all'ultimo decennio, dal 2012 al 2022, che è il periodo in cui abbiamo iniziato a sperimentare un importante spopolamento, quindi calo della popolazione, vediamo che questo non è equidistribuito a seconda della zona altimetrica, ma è decisamente più importante nelle terre alte, quindi in montagna, e la collina si colloca più o meno a metà e la pianura, almeno nell'ultimo decennio, ancora è riuscita se non aumentare, almeno a rimanere stabile. E più o meno lo stesso discorso lo possiamo fare guardando il grado di urbanizzazione, quindi vediamo che le città e le piccole città sono riuscite a mantenersi nell'ultimo decennio, a mantenere la propria popolazione più o meno stabile, e mentre ha iniziato già a decrescere fortemente nelle zone rurali. Quindi delle differenze all'interno della nostra regione importanti appunto secondo queste caratteristiche. Segretario, questo cosa potrebbe comportare, questo andamento? La cosa che ci preoccupa è esattamente quella che dicevo prima. È evidente, insomma, che con una diminuzione della popolazione, accanto a dati che vedremo dopo, e cioè sì, dentro questa riduzione abbiamo un aumento delle persone anziane, una diminuzione dei giovani e una diminuzione anche delle persone adulte, cioè quelle che sono tra i 25 anni e i 60, e quindi quelle che normalmente noi consideriamo le persone attive. Questo ci porta a fare un paio di riflessioni. Uno, dobbiamo cambiare, e dobbiamo cambiare le politiche pensando da un lato ai servizi per le persone anziane, però da questo punto di vista, lo diceva bene ieri a un nostro convegno un ragazzo giovane, pensando in realtà alle famiglie, perché spesso e volentieri il fatto che non vi siano risposte per quanto riguarda i servizi alle persone anziane vuol dire semplicemente scaricarle sulle famiglie, scaricarle sui giovani, e quindi da questo punto di vista non è un problema di rivendicazione generazionale, ma è l'avere l'idea di una società che è di per sé complessa.
In particolare nei servizi sul territorio e nei servizi sociali. Abbiamo visto, ce l'ha dimostrato la pandemia purtroppo, che i servizi territoriali sono stati quelli che sono stati maggiormente investiti dalla cosa e quelli che hanno avuto più difficoltà a rispondere a quelle che erano le esigenze. E quindi c'è sicuramente questo, ma dall'altro noi diciamo dobbiamo anche mettere in campo quelle iniziative che diano una risposta, tra virgolette, alle famiglie, penso ai servizi educativi, penso agli asili nido, penso a tutto il tema della casa e della possibilità per chi evidentemente ha una famiglia di trovare anche un alloggio a condizioni abbordabili, dico così, e dall'altro anche il tema evidentemente, anzi anche sicuramente il tema del lavoro. Noi crediamo che un'altra delle questioni che diventano sempre più preoccupanti è l'aumento della precarietà. Aumento della precarietà, aumento di una situazione per cui le persone non trovano la possibilità evidentemente di fare quello per cui hanno studiato o quello che hanno voglia di fare, è evidente insomma che alla fine porta alla loro incapacità di costruirsi un futuro, ma anche ad avere un paese meno attrattivo e dall'altro anche ad avere più difficoltà poi a fare i servizi che servono. Certo, basti pensare che per esempio le zone appunto di montagna, zone appunto più isolate, è una cosa banalissima, non riescono a trovare medici di medicina generale, medici di base per dirti, no? Che non ci sono disponibilità, non c'è disponibilità di andare a lavorare in quei posti, per cui la cosa più semplice ed elementare. Parliamo ancora di questo naturalmente dopo la pubblicità, quindi tra pochissimo. Allora, torniamo alla nostra ricerca, dottoressa. Vediamo altri elementi interessanti supportati dalla slide, no? Che così ci aiuta nel comprendere. Prego. Allora, nella slide della popolazione al 22 e stimata al 42 con i tassi di crescita possiamo vedere... quindi stimata fino al 2042 praticamente, quindi un bell'arco di tempo, prego. Esatto, questa è la popolazione del 22 dell'Istat e le nostre stime al 2042 con appunto il tasso di crescita stimato. E questo dato è interessante perché appunto ci dà un'idea del trend che ci possiamo aspettare, e questo trend è in generale una diminuzione della popolazione, quindi una perdita del 2% circa in Veneto, che corrisponde più o meno a 87.000 veneti in meno. E il dato interessante è che vediamo nuovamente una forte differenza fra le province, quindi fra i territori, e le province che hanno sperimentato una diminuzione della popolazione più intensa, che abbiamo visto qualche slide fa, sono anche quelle che sono, secondo le nostre stime, destinate a perdere più popolazione rispetto alle altre, quindi di nuovo Rovigo, Belluno e poi Venezia. E questo è un dato importante perché ci dice che questi trend di spopolamento sono delle sorte di circoli viziosi, dei trend che si autoalimentano, per cui è molto importante capire come intervenire per riuscire a invertire la tendenza, se no il rischio è che i luoghi che hanno sperimentato in passato una perdita della popolazione più importante continueranno a farlo in maniera veramente intensa. Certo, tra l'altro è anche una cosa su cui riflettere, no? Perché in alcune realtà, faccio l'esempio negli Stati Uniti, sono molto di appeal per le persone anziane nei vari stati le realtà più piccole, più rilassate, più periferiche, non certo le grandi città, dove anche si può vivere una qualità di vita diversa, insomma non c'è più lo stress del lavoro, dover percorrere chilometri e così via. E noi avremo, le realtà sarebbero, non dico Belluno, i comuni di montagna, ma ci può anche stare, ma per esempio la zona di Rovigo e del Polesine, dove si è strutturata in un certo modo, puoi vivere qualitativamente in un certo modo, più piacevole che non abbarbicato in un appartamentino vecchio, magari vetusto in una città. Ma non è così, segretario, perché? Che cos'è che viene a mancare? Perché i territori devono essere attrattivi. Allora, noi abbiamo da tempo ormai, stiamo verificando
che generalmente appunto le città, il caso più clamoroso da questo punto di vista è Venezia, ma non solo Venezia, in questo caso... Sì, ma Venezia è, è difficile, dai. Sì. No, ma intendevo non Venezia come città d'acqua, stavo dicendo appunto come terraferma, certo, sì. Quindi Mestre, per capirci, si sta spopolando, ma questo vale per quasi tutte le città. In realtà quello che appunto dovrebbe essere attrattivo sono i paesi, i borghi, quello che è diciamo, il tessuto di questo territorio. Invece vediamo che la cosa non è così. Abbiamo Rovigo che perde il 12%, Belluno che perde il 7%, Venezia, sempre città metropolitana, che perde il 5%. E quindi vuol dire che non c'è questo appeal. È dappertutto così? Io credo di no. Stamattina mi sono divertito, sapendo che venivo qua, a guardare per esempio qualche comune dell'Alto Adige che invece è in crescita ed è limitrofo alla provincia di Belluno, e quindi vuol dire che tra le realtà contano molto anche le politiche che vengono fatte, perché è vero che le persone cercano, tra virgolette, i borghi, ma cercano i borghi che siano serviti, che abbiano servizi, perché se poi hanno i figli, hanno gli anziani, hanno il lavoro, hanno bisogno di avere trasporti, hanno bisogno di avere servizi di welfare, hanno bisogno di avere... Quindi regioni, tipo regioni più ricche come il Trentino Alto Adige, a statuto speciale tra l'altro, guarda caso, stanno meglio e danno servizi più efficienti, e quindi questo per l'anziano e per le persone comunque per rendere più appetibile. Ma il problema è che noi dovremmo pensare ad dare i servizi in maniera omogenea sul territorio, complessivamente, intendo Veneto come intendo l'Italia complessivamente, non è che alla fine spezzettando in tante realtà riusciamo ad avere un risultato migliore, anzi rischiamo di mettere in difficoltà proprio quelle realtà che sono già oggi in difficoltà. Quindi questa è la questione. Dopodiché volevo dire una cosa che in realtà dovevo dire in premessa. È evidente che noi come CGIL, come sindacato pensionati, abbiamo da tempo una convenzione con l'IRES e utilizziamo l'IRES come istituto di ricerca su tutta una serie di tematiche che vanno dalle politiche industriali alle politiche di welfare, alle situazioni appunto della demografia e via dicendo, perché crediamo che le cose che diciamo e che chiediamo debbano essere supportate appunto anche da una ricerca e dal capire effettivamente cosa si sta muovendo in questa società. Il dato che emerge vale per questo, ma vale per esempio per la ricerca che stiamo facendo sulla sanità, sulle liste d'attesa e via di seguito, emerge che quanto il sindacato pensionati, a volte solo come CGIL, noi lavoriamo molto perché siano anche richieste unitarie, in realtà sono esattamente richieste che nascono da quelli che sono i dati che ci vengono effettivamente forniti. Ancora di più di questi dati, assolutamente sì. Dottoressa, di nuovo a lei la parola per continuare nella spiegazione della vostra ricerca. Sì, la slide subito dopo c'è la mappa del Veneto e in qualche maniera conferma quello che si sta dicendo, cioè che i tassi di crescita, dove la mappa è più scura, vuol dire che c'è un leggero aumento stimato da qui ai prossimi 20 anni della popolazione. Dove è più chiara significa che la perdita di popolazione sarà più importante, e vediamo ci conferma quello che stavamo dicendo poco fa, cioè i territori più periferici, le terre alte e la zona appunto del Polesine probabilmente saranno investiti da dei forti... Comunque l'area del Veronese, al di là di Verona città e del Trevigiano, sono messi bene. Sì, Verona anche a livello provinciale, secondo le nostre stime, è l'unica provincia che aumenterà in numero.
da qui ai prossimi 20 anni. Sì, sì, e appunto se queste mappe non le guardiamo con i nostri vicini, per esempio come si diceva, confrontando col Trentino Alto Adige, vediamo che questi trend in realtà non sono, cioè, possono essere molto diversi in territori molto vicini fra loro. Molti comuni dell'Alto Adige hanno invertito la tendenza e stanno sia aumentando in numero di popolazione, ma anche hanno invertito la tendenza per esempio di bassa natalità, e quindi sì, cioè, sono dinamiche difficili da invertire proprio perché demograficamente però si possono invertire con dei provvedimenti ad hoc, poi si può incentivare. Beh, fatto stesso Padova comunque non risulta attrattiva particolarmente rispetto appunto a Verona e Treviso, insomma va, però Padova è cioè l'università potrebbe trattenere tutti gli studenti, così non è, perché terminato il corso di studi se ne vanno via, quindi vuol dire che non è attrattiva in sé per esempio, no? Quindi questo è un altro aspetto. Popolazione degli stranieri, invece con la vostra ricerca si è estesa anche a questo, no? Sì, lo studio dell'andamento della popolazione straniera in Veneto ci è servito un po' per vedere appunto la dinamica anche di questa popolazione, e ci ha confermato appunto che i periodi in cui abbiamo sperimentato una crescita, questa crescita è dipesa in maniera preponderante dalle forti immigrazioni dall'estero, che appunto sono state in grado nel primissimo decennio degli anni 2000 di contrastare i saldi naturali della popolazione autoctona, che erano leggermente positivi ma molto bassi, e anche nel secondo decennio, diciamo più o meno dal 2010 ad oggi, di in qualche maniera contrastare, ecco, un calo della popolazione che sarebbe stata ancora più importante se non ci fossero stati. Poi avete fatto uno spaccato appunto della popolazione prevalente, la grande maggioranza comunque Romania, all'ultimo posto abbiamo Ucraina e Nigeria, Romania e poi Marocco, insomma il secondo, però c'è un grande balzo, no? Sì, abbiamo guardato le 10 provenienze più numerose in Veneto, e insieme questi 10 paesi fanno il 70% della popolazione straniera veneta, che al gennaio 2022 è di 507.000 circa persone, e vediamo appunto che un quarto vengono dalla Romania, e a scendere i paesi insomma che sono riportati Qui una considerazione politica, segretario, visto che lei tra l'altro viene anche dal mondo del lavoro, che sembra poi che molti che vengono dalla Romania poi se ne torneranno anche a casa, visto che il paese comunque sta offrendo delle opportunità interessanti, cioè molti tornano anche a casa. Quindi quello è un dato relativo e potrebbe essere temporaneo, no? Sì, vorrei tornare un secondo su quello che diceva lei prima. Il grafico di prima ci mostrava, prendo l'esempio della provincia di Padova che mi sembra lampante, che in realtà c'è una situazione anche buona tra Padova e la sua cintura, mentre c'è uno spopolamento evidente nella bassa padovana e mi pare anche in parte dell'alta padovana. Sì. Quindi è evidente insomma che queste analisi vanno fatte anche a livello di singolo comune, di singola realtà, di singolo territorio. Però torna al ragionamento fatto prima, Padova, Venezia, Verona, sono città universitarie e da questo punto di vista dovrebbero essere città che investono molto sui giovani e sul loro futuro. A me pare che non sempre sia così. Se oggi abbiamo gli studenti accampati in gran parte delle università d'Italia, lo stanno facendo certamente per un problema che riguarda l'abitazione, certamente la difficoltà a trovare abitazioni a prezzi normali, io dico, per il loro periodo di studio, ma anche perché si sentono in qualche maniera rifiutati dalle città e quindi non vivono quel momento come un momento anche per una stabilizzazione e quindi per la possibilità di rimanere in quel territorio, e questo è un problema sicuramente per noi importante. Sull'immigrazione, l'immigrazione siamo a un dato che probabilmente è del 10% ed è del 10% già da qualche anno, che è sicuramente molto lontano dai ragionamenti sull'invasione, sulla sostituzione etnica e via di seguito.
Noi continuiamo a dire un paio di cose. Uno, l'immigrazione in quanto tale serve. Serve a questa regione, serve alla produzione, serve all'industria, serve nei servizi. Il tema è che l'immigrazione deve essere regolata e deve essere anche accompagnata con politiche di integrazione. Quello che noi vediamo è invece che questo tema diventa molto spesso un tema di, tra virgolette, propaganda, e invece non viene mai trattato per quello che è. Certo, è evidente che noi avremo tra gli immigrati, come diceva lei, una parte di persone che vengono nel nostro paese per un periodo temporaneo, qualche anno, per fare il lavoro, per uscire dalle condizioni di difficoltà che hanno, per aiutare le famiglie che rimangono nel loro paese, ma ne abbiamo anche una parte importante che decide di costruirsi un futuro nel nostro territorio, nel nostro paese, di integrarsi e di dare una mano alla collettività. Adesso è solo un piccolissimo esempio. Ma il fatto che a Pieve di Cadore, che è un nostro comune, sia stata eletta la prima sindaca in Italia di origine albanese, è un fatto importante. È una persona che è venuta nel nostro paese con la sua famiglia, si è laureata, ha deciso di costruire un futuro in quel territorio e ha deciso di dare una mano concretamente a quella collettività, addirittura candidandosi a fare il sindaco ed essendo eletta come sindaco per i prossimi 5 anni. Chiaro. Ho portato solo questo esempio come esempio banale, ma io credo sarebbe davvero opportuno che noi cominciassimo a pensare al tema delle migrazioni, che ci saranno sempre, sono nella storia del mondo, in maniera completamente diversa, partendo proprio come se fossero una risorsa, come in realtà lo sono. Perfetto, io interrompo un attimo, siamo in ritardo con la pubblicità, pochissimi secondi e poi torniamo insieme. Rieccoci alla nostra ricerca, dottoressa. Arriviamo a vedere l'età, che qua è abbastanza rilevante, quindi abbiamo visto la concentrazione della popolazione nei nostri territori, adesso avete fatto uno spaccato per età. Sì, infatti dopo aver guardato un po' l'evoluzione della popolazione nel suo insieme e nel suo numero, ci siamo soffermati a guardare come è cambiata e come ci aspettiamo cambierà in composizione, quindi nella struttura della popolazione e in particolare nella struttura per età. E abbiamo visto, si vede bene dal grafico che mostra l'evoluzione della struttura dal 2002 ad oggi e poi fino al 2042, come già nell'ultimo ventennio abbiamo assistito a un calo della popolazione adulta a fronte di un aumento della popolazione anziana. Il calo anche della popolazione giovanile, che di solito appunto nelle statistiche ufficiali viene considerata fino ai 15 anni, quindi sono diminuiti i giovani, sono diminuiti gli adulti in età produttiva, sono aumentati gli anziani negli ultimi 20 anni. E questo è importante perché appunto la tematica dello spopolamento va cioè di pari passo con la tematica appunto del cambiamento degli equilibri e dell'invecchiamento. E di per sé l'invecchiamento cioè non è appunto un problema, anzi è meglio, anzi è una grande conquista, appunto, essere riusciti a guadagnare in termini di vita media è una grandissima conquista, però diventa una problematica dal momento che ci sono degli equilibri di popolazione che vengono messi a dura prova appunto da questi squilibri per età. Oggi abbiamo circa un quarto della popolazione veneta che ha più di 65 anni. Ci aspettiamo che da qui al 2042, quindi in 20 anni, questa popolazione aumenti fino a superare il 34%, quindi diventerà una persona anziana ogni tre abitanti del Veneto, ed è una percentuale molto alta che va di pari passo con una ulteriore contrazione della popolazione adulta e produttiva, che chiaramente sostiene sia in termini, appunto abbiamo citato il sistema pensionistico, ma anche tutto in termini di assistenza e di cura. Si apre
la tematica del welfare, cioè appunto sono una serie di dinamiche che poi vengono ad essere coinvolte, che sono rilevanti sostanzialmente. Certo, che vanno di pari passo con la bassa natalità e con la diminuzione della popolazione giovanile, e quindi nel complesso diventa una problematica riuscire a gestire appunto una popolazione che si squilibra, cioè perde i suoi equilibri tra queste classi di età. Certo. Slide successiva, vediamo subito per quanto riguarda invece i territori e quindi i cambiamenti demografici e per età al 2042 ecco qua, nella immagine di destra, no? Quelle più scure sono quelle dove il numero di popolazione? E la parte a destra appunto è la stima al 42, di nuovo abbiamo nella mappa sono riportate le percentuali di popolazione anziana, quindi più scura è la mappa e più vuol dire che la percentuale appunto di anziani sarà alta, ci aspettiamo sarà alta nel 42. Che è quello che diceva anche prima il segretario, insomma rispecchia sostanzialmente al contrario quello che si diceva prima tutto sommato. Esatto. Nell'immagine successiva viceversa? Quindi quella che vediamo invece gli indicatori strutturali del Veneto. Sì, l'immagine successiva è importante perché nel calcolo degli indicatori si mette proprio in evidenza questa tematica di equilibri di popolazione. Gli indicatori che vengono solitamente considerati appunto quando si parla di invecchiamento sono l'indice per l'appunto di vecchiaia e l'indice di dipendenza e di dipendenza degli anziani. Cosa significano questi numeri? Significa che riferiti per esempio all'indice di vecchiaia, se oggi ogni 100 giovani significa appunto con meno di 15 anni, abbiamo 189 anziani, fra 20 anni ne abbiamo 293, quindi quasi 3 anziani ogni giovane, e dà l'idea appunto di come ci aspettiamo potrà essere squilibrata da questo punto di vista la popolazione. E altrettanto importante vedere e mettere in relazione la popolazione anziana con quella in età adulta, quindi in età produttiva, che in qualche maniera la sostiene. Se oggi siamo ogni 100 attivi a 57 inattivi tra giovani e anziani, di cui per l'appunto 37 sono anziani, questo rapporto nel 2042 ci aspettiamo di 64 anziani ogni 100 attivi, quindi appunto una popolazione che aumenta in numero ma aumenta in proporzione e contemporaneamente una popolazione lavorativa che diminuisce, e quindi diventa difficile sostenere per tutte le cose appunto appena citate. Vuole commentare, segretario, a questo punto? Abbiamo poi l'ultima slide dei sessantenni che vivono solo in Veneto e si parlerà di solitudine, vedremo anche poi l'ultimo. Infatti. No, su questo c'è poco da commentare, lo abbiamo detto prima, il fatto che le persone diventino più anziane è un dato sicuramente positivo, ma accanto a questo deve cambiare la società. Per cambiare la società servono investimenti. Per avere investimenti è evidente che dobbiamo avere un aumento anche delle altre fasce, e quindi delle fasce adulte e delle fasce giovani. La demografia non è una questione che tu risolvi dall'oggi al domani. No, ci vuole, anzi, ci vogliono anni per invertire le tendenze, bisogna sempre guardare avanti, e bisogna guardare avanti. Però è evidente insomma che i temi del 2042 dobbiamo porceli oggi, perché dobbiamo cominciare oggi a costruire le condizioni perché il 2042 sia per la popolazione anziana così, ma sia per gli altri nel frattempo incrementata, su tutta una serie di voci, compreso anche quello delle pensioni. Assolutamente. Ultimissima cosa, volevo appunto dire, poi lascio la parola alla dottoressa Gargiulo, che assieme a questo l'altro grande tema che viene avanti è quello della solitudine. E infatti vediamo subito la slide solitudine che siamo in chiusura. Prego, dalla regia. Vogliamo commentarla insieme? Cosa ne emerge? Abbiamo guardato, questi non sono più dati di censimento ma sono dati di un'indagine campionaria, sempre Istat, e abbiamo guardato appunto la percentuale di ultra sessantenni, quindi non sono giovanissimi, anziani o comunque persone che si stanno affacciando, almeno secondo appunto l'età classicamente considerato che è il 65 anni, nell'età anziana, e vediamo appunto negli ultimi dati disponibili che circa un quarto della popolazione ultra sessantenne vive da solo,
e questo diventa particolarmente alta se consideriamo la popolazione femminile, dove abbiamo appunto circa un terzo della popolazione sola. Chiaramente e inoltre è interessante vedere che solo nel giro di questi 3 anni considerati si è assistito a un leggero aumento, quindi in un arco di tempo molto breve vediamo che è una tematica che diventa sempre più importante, insomma, da assolutamente. La ringrazio. Effettivamente, come dice il segretario, diventa il tema della solitudine, è un tema che voi avete affrontato un sacco di volte, che comporta servizi socioassistenziali qualificati e tanto altro, quindi non solo domiciliarità, perché casa, esatto, non è che uno può stare a casa da solo perché da solo non ci sta, e tanto altro ancora. Io vi ringrazio, ringraziamo la dottoressa Chiara Gargiulo, ricercatrice IRES Veneto, di averci illustrato questa ricerca e di averla condotta. Grazie ancora Ugo Giollo, segretario SPI CGIL del Veneto, grazie anche a lei. Grazie allo SPI di questa pagina molto interessante sociodemografica, di uno spaccato della nostra realtà. Ne approfondiremo diversi aspetti. La puntata la potete rivedere in replica naturalmente sul nostro sito e sul sito dello SPI CGIL. Buon proseguimento e a presto. Grazie.